ma non mi aspettavo questo, nel senso che innanzitutto quando i miei collaboratori che non sapevano, i giorni scorsi che abbiamo deciso un po' all'ultimo momento, sembrava che dovesse saltare anche stavolta, io ero a Nairobi per alcuni giorni, quindi ho mandato un messaggio a Cristina dicendo guarda non ce la faremo neanche stavolta perché io devo poi ripartire, mi ha detto dice guarda mi sto mettendo a piangere. No, ho pianto. Esatto, allora a quel punto le ho rimandato un altro sms e ho detto guarda faremo di tutto, per cui ce l'abbiamo fatta. Ma i miei collaboratori quando hanno ricevuto il comunicato stampa che sarebbe stata l'inaugurazione di questo posto a me dedicato hanno risposto con 3 parole: ma è uno scherzo? Perché in genere non si dedica il teatro ad una persona come dire ancora in vita. Vabbè che io questo anno sono stato particolarmente devo dire sono particolarmente onorato di questo, non perché sia intitolato a me, ma perché avendolo vissuto questo pomeriggio anche nella piccola mezz'ora in cui mi sono trovato in questo posto mi sono reso conto di un posto unico. E allora proprio ora quando si parla di difficoltà di cultura, i teatri stanno chiudendo e non aprendo in un momento difficile per la nostra Italia, avere un teatro che si apre, uno spazio che diventa di tutti, che diventa una sorta di salotto comune in cui tutte le persone vi possono andare e vederlo così accogliente stasera con questo pubblico numeroso eccetera, penso che sia non solo una grande soddisfazione per voi e anche per me che in questo caso lo rappresento, ma soprattutto un segno di rinascita in qualche modo, quindi sono molto contento. Non so se vi ricordate, ma uscì l'anno scorso, 2 anni fa, un articolo su uno dei nostri quotidiani che raccontava la storia di voi conoscete sicuramente un signore che si chiamava Zio Cuccu, che era un signore storico della Sardegna, era un signore molto anziano che andava con la sua bianchina a vendere i libri che lui stampava, erano dei libri sardi, che erano i libri che hanno rappresentato e continuano a rappresentare la nostra memoria, nel senso che erano i libri dei poeti improvvisatori della Sardegna. I poeti improvvisavano, lui trascriveva a mano tutte le gare di poesia e poi le stampava in questi libri, che andava a vendere da qualsiasi parte, anche nelle feste, eccetera, eccetera. A un certo punto questo signore è morto, perché aveva i suoi anni, e tutta la sua biblioteca di testi è stata raccolta da un ragazzo senegalese, che oggi incontrerete alcune volte anche nelle spiagge, invece che vendere i pareo, i cappellini da spiaggia o i braccioli per i bambini, vende i libri sardi che sono stati presi da questo signore. Perché questo ragazzo senegalese dice che ogni qualvolta in Senegal c'è un vecchio che muore è come che una biblioteca sia andata in fuoco. Sapete cosa significa quando una biblioteca brucia? Non si trova più nulla. Allora, far nascere un teatro in questo momento è una nuova biblioteca che cresce, quindi io sono doppiamente onorato di questa cosa e non più preoccupato dell'aver avuto un teatro intitolato a me, perché penso che sia un segno straordinario. Io vorrei che fosse di tutti quelli che hanno voglia di venirci, perché soprattutto in Sardegna mancano, parlo spesso anche con i nostri allievi dei seminari, e che dicono sempre sì, siamo venuti da voi ad imparare, ma adesso cosa ci date di più? No? Perché è un po' la domanda che forse faranno anche i giovani, che dicono sempre, a parte di imparare a diventare musicisti, poi essere musicisti sul serio significa dire, avere l'opportunità di fare le cose. In Sardegna mancano, lo sa anche il sindaco di Betida Bastianino Sannitu, mancano perché ci sono tante manifestazioni, compreso il festival di Betida, che si svolgono d'estate, sono posti all'aperto, non ne mancano in Sardegna, ma mancano proprio dei posti al chiuso, che siano dei teatri, dei luoghi dove poter fare delle attività. Questo teatro è uno in più rispetto ai punti che ci sono e quindi questo sarà importante. Infatti l'obiettivo, proprio la ristrutturazione di questo stabile, nasce proprio nel mio cuore, proprio dedicato. Io ho un figlio giovane e quindi sapere questi ragazzi che ne so al bar hanno delle passioni dove non hanno neanche gli spazi dove poterle coltivare, e quindi nasce proprio da queste riflessioni. Questo spazio è dedicato necessariamente, proprio in modo particolare questa sala, ai ragazzi. Loro vengono qui a provare, si confrontano, sono momenti bellissimi, io vengo ad ascoltarli, quindi
credo di aver fatto una cosa veramente bella. Poi bisogna dire che provare guardando il mare non è che capita tutti i giorni. Infatti è una location fantastica, e quindi il bello di questo contenitore è che proprio si presta a essere utilizzato per 1000 situazioni. Quindi Paolo, anche tu quando vorrai fare qualcosa qui a Olbia, sappi che c'è questa struttura a disposizione per tutti quanti. L'importante è organizzare qualcosa sempre di veramente valido, e quindi insieme si possono fare molte più cose. Nei seminari di Nuoro insegno ai ragazzi non tanto le note giuste che devono fare o gli accordi che devono fare, ma l'insegno a sentire con chi stanno suonando, perché non è una banalità. La maggior parte dei giovani che suonano non sono in grado di stare a sentire quello che stanno suonando gli altri, quindi suonano da soli. Questa è una cosa che si apprende. Nel momento in cui si apprende a suonare sugli altri, si è appreso a parlare con gli altri, ad ascoltare gli altri. Quindi mi viene da pensare che la musica sia un prelinguaggio che prelude alla comunicazione dell'uomo, e quindi più si ascolta musica e più secondo me si ha l'opportunità poi di vedere il mondo con un altro occhio e anche di